uguale forza per ognuno, sia questo un franco, un romano, un longobardo, sia querelante o convenuto. Diciamo che appunto Questa è la Costituzione. nel suo percorso storico ha lasciato evidente di modernità per quanto riguarda lo sviluppo sia costituzionale e sociale come anche economico per quanto riguarda l'intera Europa. Per garantire i introiti necessari, lo stesso Federico II crea per la riscossione delle imposte carica della riscossione la Magna Curia. La Magna Curia che era un organo che doveva non soltanto controllare la riscossione, ma anche appunto pretendere la riscossione delle tasse nell'intero Regno di Sicilia. Modifica anche la struttura amministrativa dello stesso Regno di Sicilia. Al culmine c'era il sovrano, poi c'erano i grandi ufficiali della corona, la Magna Curia e il Parlamento. Il sovrano appunto emanava le leggi ed era la garante, fungeva anche da garante per quanto riguarda la giustizia, perché una giustizia efficiente garantisce pace e stabilità all'interno di uno Stato. Questo è uno dei principi, ricordiamolo, che riguardano la Sicilia del 1200, questo appunto era molto importante anche il fatto che i grandi ufficiali della corona, che possono essere equiparati alle